Scusate un secondo, allora sembrerebbe che ci fosse un problema con il canale YouTube. Adesso il nostro assistente sta cercando di riprogrammare il programma YouTube per vedere, perché da qui la banda è eccellente e trasmette, è YouTube che non riceve. Attendiamo altri 5-10 minuti che fanno la riprogrammazione del canale, vediamo se riusciamo finalmente a fare questo consiglio. Mi scuso con tutti, però non dipende da noi.
Prego, consiglieri, prendete i vostri posti. Bene. Consiglieri? Bene, riprendiamo la seduta. Prendiamo atto che il consigliere Serena Marco ha lasciato il consiglio e prendiamo atto anche che in conferenza capigruppo, dato e considerato che avevamo sospeso il consiglio per la mancanza di diretta streaming, adesso mi dicono che la diretta c'è e abbiamo deciso che a prescindere dalla qualità della diretta futura, comunque continueremo il consiglio. Tuttavia la registrazione audio verrà messa a disposizione di tutti coloro, tutti i cittadini che ne faranno richiesta e che vorranno vederla nel sito del comune. Grazie. Quindi proseguiamo col consiglio. Punto numero 3, stavo dicendo prima, presentazione delle linee programmatiche del sindaco, mandato 2021-2026. Prego, sindaco. Grazie Presidente. Tengo a precisare che dalle notizie che ci hanno dato i tecnici, io non sono un tecnico, sembrerebbe che è il canale YouTube che non riceve il nostro consiglio. Domani faremo chiarezza su questo. Allora, inizio a leggere le linee programmatiche, sarò veloce. Come ben sapete, le linee programmatiche costituiscono gli indirizzi strategici dell'amministrazione e propongono il fondamento per l'azione amministrativa gestionale degli anni di mandato. Le scelte dell'amministrazione sono orientate dai valori fondamento etico dell'azione amministrativa, mosse dall'analisi dei bisogni della comunità e condizionati da vincoli posti nelle risorse disponibili dalla normativa. Il momento storico che stiamo vivendo e il perdurare dell'emergenza Covid-19 influenzeranno inevitabilmente l'azione amministrativa e potrebbero portarci a rivedere le priorità e condizionare la realizzazione di alcuni dei nostri obiettivi di mandato. Inizierei la presentazione dall'ambito sociale, certamente il settore più coinvolto in questo periodo. L'amministrazione comunale continuerà con la stessa determinazione e costanza ad operare per il benessere delle persone e della collettività. Consideriamo fondamentale promuovere processi di sostenibilità e cambiamento sociale grazie alla collaborazione di ogni cittadino. Cito ad esempio lo sportello d'ascolto, uno spazio affidato ai giovani e organizzato all'interno del comune per ridurre la difficoltà di accesso ai servizi offerti dall'amministrazione. Valorizzeremo le nostre risorse più giovani per rendere più accessibili e fruibili i servizi comunali, ma anche per dare assistenza a chi può aver bisogno di completare moduli, lettere o email. Potenzieremo il servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane e ai soggetti in situazioni di fragilità. Promuoveremo in collaborazione con lo SDUE azioni di supporto a favore delle persone malate, nonché azioni di prevenzione a cure delle varie forme di dipendenza. Sempre focalizzando l'attenzione sulle persone più bisognose, continuerà il servizio di trasporto sociale per visite mediche e consegna di farmaci, come pure la consegna dei pasti caldi a domicilio. E qui permettetemi di ringraziare i volontari che garantiscono questo servizio fondamentale. Ci impegneremo ad implementare i servizi a favore delle persone con disabilità, dando attuazione anche alle indicazioni emesse dal piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, indirizzando i futuri investimenti verso una migliore accessibilità dei percorsi pedonali e degli edifici pubblici. La famiglia, pilastro della società, rimarrà al centro della nostra azione di governo. Continueremo ad organizzare incontri specifici a tema con le famiglie, allo scopo di individuare e affrontare le problematiche e i bisogni attuali. A tal fine è nostra intenzione aprire uno sportello informativo di orientamento e gestione sulla mediazione familiare e sui conflitti nei vari contesti, alla fine di favorire la diffusione di modalità pacifiche di gestione dei contrasti familiari. Servizio che nella fase informativa sarà fornito in modo totalmente gratuito e andrà a completare l'attività dell'organismo di composizione della crisi. Ricordo che siamo l'unico comune in Veneto ad averlo attivato. È indispensabile poi avviare un percorso socio-culturale di valorizzazione della donna. Ricordo che il 25 novembre era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e i numeri delle donne vittime di violenza continuano a essere molto preoccupanti. Sono fortemente intenzionato a rafforzare e consolidare la rete territoriale di contrasto alla violenza contro le donne con azioni di sensibilizzazione sul tema e di interventi mirati a favore delle vittime di violenza. Pensate poi sempre in tema di pari opportunità.
e valorizzazione della donna, ad azioni e progetti per il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e imprenditoria femminile, azioni che siano finalizzate a favorire l'accesso delle donne al lavoro attraverso il potenziamento e la funzione dei servizi di conciliazione vita-lavoro. Ed è proprio per questo scopo che continueremo a sostenere economicamente l'accesso a asili nido e alle scuole dell'infanzia. Daremo il massimo impegno per promuovere una scuola pubblica di qualità, aperta alle nuove tecnologie in un ambiente idoneo per essere luogo di incontro e di percorso comune per i nostri studenti. Finanzieremo inoltre interventi di accoglienza di minori in età prescolare, con il massimo coinvolgimento degli enti parrocchiali e delle forme associative e cooperativistiche. Non mancheranno poi i servizi legati all'extra scuola e ai centri estivi per l'intero periodo di sospensione scolastica, sempre per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Rimanendo sul tema dei giovani e scuola, mi preme porre l'attenzione sulla nostra volontà di mantenere le borse di studio per gli studenti più meritevoli e di favorire l'inserimento dei ragazzi nel mondo produttivo locale. Troverà continuità anche il finanziamento del contributo di Blesso e del buono libri per le scuole medie. Come vedete, si tratta sempre di iniziative di sostegno alle famiglie a conferma della centralità della famiglia nell'azione amministrativa. Potenzieremo poi i pomeriggi integrati per sostenere la formazione anche extracurricolare dei nostri studenti. Credo fortemente nell'importanza dell'educazione civica, anche in un'ottica di prevenzione del disagio sociale, dalla dispersione scolastica e delle deviazioni comportamentali. È mia intenzione, pertanto, sostenerla con forza con progetti e iniziative mirate. Penso ad esempio a valorizzare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ma anche a riprendere le visite guidate delle scolaresche alla sede municipale per sviluppare una maggiore conoscenza civica dei nostri giovani. Intendo coinvolgere il maggior numero possibile di giovani nelle attività comunali, in un'ottica di confronto, consulenza e collaborazione per poter recepire le loro specifiche istanze e per risolvere le loro problematiche. Costituiremo anche la consulta ai ragazzi, volontari del sociale, che ci aiuteranno a sostenere situazioni di difficoltà e disagio sociale. Continueremo poi gli scambi culturali con i comuni gemellati, sia italiani che stranieri, per sviluppare la cultura dell'integrazione e della cooperazione. Parlando di giovani mi viene naturalmente collegarmi allo sport. Nonostante la pandemia, le restrizioni, Villorba ha mantenuto vitale il suo DNA sportivo e lo sport dovrà mantenere la sua funzione principale nella comunità, ossia essere un modello comportamentale a favorire uno stile di vita sano. Non solo, dovrà essere leva virtuosa per mantenere intatta la rete tra le diverse associazioni presenti nel territorio ed enfatizzare il lavoro di squadra con la stessa amministrazione comunale. Compito nostro sarà quello di garantire sempre la manutenzione e la funzionalità delle 18 strutture sportive esistenti, nonché curare la realizzazione della nuova palestra comunale di Villorba, perché diventi riferimento per manifestazioni non solo sportive, ma anche di rilevanza nazionale. Non mancherà il sostegno alle nostre associazioni sportive attraverso l'erogazione di contributi mirati. Dopo mesi difficili a causa della pandemia, che aveva prima sospeso e poi notevolmente limitato le attività culturali, è nostra intenzione riprendere l'organizzazione di eventi sempre compatibilmente con l'andamento dell'emergenza epidemiologica, continuando ad offrire una cultura di qualità. Penso al teatro, alla musica, alle mostre, alle letture e alle conferenze. Porteremo avanti una programmazione solida, lungimirante, con particolare attenzione alle attività dedicate ai più piccoli. Rassegna di caratura nazionale come AIA o il filone espositivo Storia a scatti troveranno continuità e sostegno, così come tutte le attività svolte nelle biblioteche comunali. Proseguiremo la promozione di eventi legati alla storia dell'arte veneta. Manterremo una fattiva collaborazione con le associazioni culturali del territorio che rappresentano un punto di forza per la comunità. È importante considerare la cultura non come costo, ma come un vero e proprio investimento per il comune, in un'ottica di sviluppo collettivo e turistico. La nostra sarà una politica culturale in equilibrio tra tradizione e modernità, volta al recupero della nostra identità, ma contemporaneamente pronta a cogliere le evoluzioni in atto. In tema di urbanistica e ambiente, gli interventi dell'inquinamento saranno ancora ispirati a due slogan: sviluppo e cubatura zero per gli insediamenti residenziali e riprendiamoci l'orizzonte per quelli produttivi e commerciali. Attenzione pertanto alla qualità edilizia urbana e ambientale, nell'interesse della comunità residente, prestando particolare attenzione alla conservazione per quanto possibile di tutti gli elementi architettonici e ambientali tradizionali e di interesse storico che rendono unico il nostro territorio. Si pensi ad esempio al restauro della barchessa di Villa Giovannina.
Presteremo ancora più attenzione al decoro urbano e alle piccole manutenzioni. Incentiveremo politiche educative volte a sensibilizzare una conoscenza ecologica e il rispetto degli spazi pubblici. Incentiveremo le buone pratiche anche in collaborazione con le scuole per mantenere pulito l'ambiente, favorendo ancora di più la cultura e la raccolta differenziata. Il prossimo anno verrà sostituita gran parte della pubblica illuminazione con un moderno impianto a LED, garantendo un notevole risparmio energetico. Presenteremo inoltre un piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, con misure concrete per ridurre le emissioni almeno del 40% entro il 2030. Sicuramente riproporremo virtuose iniziative come le giornate ecologiche. Passando ai lavori pubblici, completeremo alcune opere pubbliche già avviate. Pensiamo al restauro della scuola Pastro, all'ampliamento della scuola Marconi, alla nuova palestra di Villorba, al completamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola Scarpa. Non dimentichiamo il completamento dei lavori della nuova piazza di Catena, l'allargamento di via Piave all'Ancenigo San Sisto, la realizzazione di nuove rotatorie su via Piave. Come vedete di carne al fuoco ce n'è già molta, ma noi non ci intendiamo fermarci qui. Altri obiettivi che ci prefiggiamo sono il prolungamento della rete delle piste ciclopedonali, la manutenzione di alcuni edifici comunali, quali ad esempio la palestra di Fontane e l'impianto di atletica leggera di Catena, la realizzazione del nuovo centro sociale in piazza Vittorio Emanuele, il miglioramento del RED urbano e l'installazione di segnaletica intelligente. Vogliamo potenziare la sicurezza stradale attraverso la realizzazione di ulteriori aree residenziali con velocità limitata a 30 km/h, percorsi protetti, passaggi pedonali e rialzati. In materia di sicurezza verrà garantito un controllo puntuale del territorio e degli spostamenti al suo interno. Continuerà la verifica rigorosa su coloro che chiederanno di risiedere nel nostro comune al fine di prevenire fenomeni di abusivismo e di potenziale infiltrazione della criminalità. Implementeremo la rete di videosorveglianza esistente, con varchi di lettori targhe e telecamere di contesto da collegare nei punti più sensibili del territorio comunale. Penso ad esempio a Largo Primo Maggio, Piazza Cadorna. Prosegue il progetto della creazione di una rete unica di videosorveglianza per i comuni aderenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Arcade, Breda di Piave e Carbonera. Concludo con due tematiche che mi sono particolarmente a cuore: i focus con le associazioni di categoria e lo Sportello Europa. Con le associazioni di categoria mi sono impegnato a organizzare dei focus quadrimestrali con l'obiettivo di tenere attivo il confronto su temi e proposte volte a rilanciare tutte le aziende presenti a Villorba per far crescere il territorio sul fronte dell'occupazione, dell'economia e dell'eccellenza. Credo molto in questo progetto e nei risultati che potrà dare. Per quanto riguarda lo Sportello Europa, voglio attivare uno sportello dedicato alle varie opportunità che la Comunità Europea mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, delle associazioni e dei privati, con lo scopo di ricercare a livello regionale, statale ed europeo finanziamenti in grado di veicolare risorse economiche utili allo sviluppo del nostro territorio. I soldi ci sono, dobbiamo imparare a portarli a casa. Chiaramente da soli possiamo far poco ed è per questo che sto seguendo in prima persona e con molto interesse il dialogo con altri